piacere di conoscerla. Piacere mio. Ero ragazzo che ho letto il suo Le menzogne di Ulisse. Addirittura. Eh sì, perché ero appassionato di logica. Ah, bene, bene. Un Anch'io ero conf- appassionato di logica all'epoca. eh, E quindi negli anni giovanili, quando ho scelto di studiare filosofia, i suoi testi sono stati anche un riferimento per me. Ah, bene, sono contento che a qualcuno servano. Ecco, niente, io ho organizzato questo convegno Identitas Fede e Scienza che diciamo volevo realizzare fisicamente, ma viste le circostanze, Siamo presenti tutti solo in spirito. sì, sì. Che però il Niente. contegno è perfettamente adatto. Io ho sentito, come mio modo di fare, diversi punti di vista perché mi piace sentire opinioni differenti, no? Quindi il credente, il non credente, il laico, il praticante. Sono andato anche in Nepal a intervistare un monaco buddista per avere anche la visione orientale. Alcuni scienziati, diciamo, quando io chiedo, secondo loro, che rapporto c'è fra la ricerca scientifica e la fede, mi rispondono che Nessuno. dipende. Alcuni dicono nessuna, altri dicono che dipende dall'accezione della parola fede, perché se si Ah, intende ma sempre mistero. E più che altro, ecco, io volevo chiederle dal punto di vista magari storico, perché ci sono, come è noto, diversi scienziati che hanno avuto una fortissima fede. Mi ha segnalato appunto Gödel. Gödel era così convinto che Dio esistesse che poi si è lasciato anche morire di fame per questa sua ossessione della ricerca della verità. Ha scritto anche un'argomentazione per la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Ecco, non sono pochi gli scienziati che hanno avuto una fede molto forte. Come mai, se la scienza è così razionale, presenta tanti scienziati che hanno creduto? Ma dunque, anzitutto Gödel non credo che sia un bel esempio perché Gödel era un po' matto, quindi non credo che sia da prendere appunto, no, come punto di riferimento, anche se ovviamente era un tipico esempio, a mio parere, di una persona che aveva un eccesso di razionalità. E si sa che a volte l'eccesso di razionalità non è ragionevole, la razionalità e la ragionevolezza sono due cose che vanno d'accordo, ma che a volte possono anche un po' divergere. Sul fatto che molti scienziati siano credenti, ho un po' dei dubbi perché in realtà ci sono dei dati, no, che sono da una parte dati per esempio tra i membri della Royal Society inglese, che è un'accademia prestigiosissima da Newton in avanti, e Sì, della National Academy of Science americana, che è forse la più prestigiosa Accademia delle Scienze mondiale, al punto che a volte quando a ottobre poi si decidono i premi Nobel o vengono assegnati i premi Nobel, quelli scientifici a volte ci sono anni che vanno solo a membri di quell'accademia. Quindi sì. sono due società ovviamente molto rappresentative di come sono gli scienziati e entrambe hanno fatto un'indagine statistica, diciamo così, tra i loro membri per sapere quanti di questi fossero credenti e quanti no. Ora, di quelli che hanno risposto il 93% in entrambi i casi, quindi insomma, Mm. può essere una coincidenza, ma l'ordine di grandezza è quello, 93% hanno detto di non essere religiosi, Mm. cioè atei o agnostici. E Sì, il 7% rimanente, interessante, che è praticamente tutto di ebrei o protestanti. I cattolici sono quasi inesistenti, è vero che sono due accademie no, anglosassone, dice è la minoranza, è una la minoranza minoranza degli altissima, scienziati. è vero se lo facessimo in Italia, magari con l'Accademia dei Lincei, potrebbe essere una percentuale leggermente diversa, perché ovviamente i cattolici sono più numerosi da noi che non in Inghilterra o negli Stati Uniti, però i numeri, come appunto diceva lei, sono molto, molto forti. Tra l'altro sono numeri confermati anche da fonti, diciamo così, religiose, perché l'Avvenire qualche anno fa aveva riportato i numeri dell'Avvenire erano 85%, ma comunque sono pur sempre di quell'ordine di grandezza lì. Sì, Quindi c'è una da qui, minoranza comunque, esatto, perché da sono qui ha senso, indimenticabili no? anche. Mi viene in mente Guglielmo Marconi che confidava alla moglie di sentire un destino predestinato. o-
No, ma anzi, mi viene da dire che poiché la percentuale dei credenti non è nulla, no? Ovviamente qualcuno ci deve essere, altrimenti non sarebbero il 7%, eccetera. L'Avvenire è interessante da questo punto di vista perché ha fatto un'indagine suddivisa per materie e si è scoperto che i più credenti o creduloni, a seconda di come uno voglia metterla, sono i matematici, con circa il 15% dei matematici che effettivamente dichiarano di essere religiosi in qualche modo. E i meno credenti invece sono all'estremo opposto i biologi, di cui solo il 4% dicono di essere religiosi. Ora, secondo me c'è una motivazione che è abbastanza certo. precisa, ed è che il Dio che possono avere in mente i matematici è un Dio molto astratto, è per l'appunto quello che potrebbe avere in mente Gödel, cioè quello delle dimostrazioni per l'esistenza di Dio, l'essere perfettissimo, oppure le dimostrazioni di Sant'Anselmo, la cosiddetta prova ontologica, che è poi quello da cui Gödel partiva, oppure San Tommaso, le varie prove dell'esistenza di Dio, il fine ultimo, l'ente perfettissimo e così via. Mentre invece i biologi ovviamente hanno una concezione, non hanno meglio, no? Una concezione di Dio che è più immanente, legata a mettere il dito, diciamo così, sulla creazione. Ed è per questo che va poco d'accordo con l'evoluzionismo questo, no? Quindi dipende appunto che cosa si intende per Dio. Io posso dire questo, che sono notoriamente un ateo, no? Non credo a Dio, però se uno mi parla di, per esempio, di quello che si legge agli inizi del Vangelo secondo Giovanni, cioè in principio era il Logos era presso Dio e Dio era il Logos. Ora, tutto dipende da come uno traduce questo Logos, però in greco Logos non voleva dire soltanto parole e pensiero, voleva anche dire rapporto, ragione, no? Come la chiameremo voi. Allora, dire a uno scienziato in principio era la ragione, cioè il mondo è razionale. E dire che poi il Logos si è incarnato, come continua il Vangelo secondo Giovanni, cioè dire che una parte di questa ragione ce l'hanno anche gli esseri umani, no? Che possono quindi in parte capire la razionalità dell'universo. Se uno me la dice così, posso anche essere credente in quel Dio lì, cioè la ragione dell'universo. Tra l'altro, quale scienziato non lo sarebbe? Perché se uno scienziato non pensa che il mondo sia razionale, è inutile che faccia lo scienziato, no? Perché cosa fa lo scienziato se non cercare delle prove, diciamo così, o delle manifestazioni di questo ordine, no? Quindi in quel senso si può dire che siamo tutti religiosi, però è un senso talmente lontano da quello delle religioni istituzionali, cioè cristianesimo, induismo, buddismo, islam. Io vedo dietro di lei tantissime, c'è uno yantra indù e dei questo è lo Sri Yantra che ho preso. Lo Sri Yantra, esatto, che rappresenta un ordine dell'universo e del maschile col femminile. Quindi non c'è solo, rappresenta anche per esempio una costruzione geometrica molto precisa che deve essere seguita nelle sue regole secondo appunto l'induismo, perché si formano, ci sono le intersezioni di 5 triangoli all'insù e 4 all'ingiù o viceversa, adesso bisognerebbe guardarlo, e che formano di Shiva. insieme. Sì, certo, Shiva è ovviamente Shakti, no? La compenetrazione cosmica dell'energia maschile e femminile, che formano 43 di questi triangolini, eccetera. Anche dal punto di vista geometrico, gli yantra sono una manifestazione molto interessante di pensiero matematico che poi si applica per l'appunto alla religione. Dall'altra parte, non so se si vede, ma posso spostare un po'. Qua invece c'è Kala Chakra, no? Il famoso Kala Chakra, che invece appartiene a una tradizione diversa, la tradizione buddista. E il Dalai Lama, per esempio, che io tra l'altro ho incontrato, lui fa sempre queste iniziazioni al Kala Chakra. Sì, io mi diverto a parlare di religione con quelli che... Il Dalai Lama è fra i relatori del convegno, diciamo che lui adesso è molto anziano, no? Sì, lo so, sì. Però che sta anche tanto bene, mi hanno detto. E infatti ha inviato una relazione per questo incontro e di più non si poteva pretendere vista la condizione di salute. Mi fa piacere il suo, diciamo, interesse per la simbologia indiana ma io lo prendo come parte naturalmente dell'espressione del sapere di un popolo. Io quando vado, a me piace molto viaggiare anzitutto,
e dovunque uno va, ovviamente le manifestazioni religiose sono una parte del folklore e del pensiero dei popoli che si vengono a conoscere. Quindi naturalmente in India, dove sono stato una dozzina meno, ma anche di più, di volte ho letto un po' di tutto sui libri dell'induismo, quando sono stato nei luoghi buddisti invece da Dharamsala, appunto, dove sta il Dalai Lama. Quindi lei si può dire è un ateo buono, non un ateo cattivo. Questo non lo so. Io ho avuto uno scambio anche con Benedetto XVI, che poi è stato pubblicato in un libro comune che si intitolava, Caro Papa Teologo, caro matematico ateo. No? E poi l'ho incontrato varie volte, no? E lui mi dice sempre che io sono sul cammino della verità, alla ricerca della verità. Ma è quello cosa vuol dire? Non è detto che la verità debba essere religiosa, no? Sicuramente gli scienziati sono alla ricerca della verità perché cercano di capire come funziona il mondo, no? E quindi se quello poi viene inteso come un anelito o un percorso religioso, va benissimo, non mi dà nessun fastidio che lo si pensi così, però è molto diverso dai percorsi che si fanno. Diciamo anche che lo scienziato poteva non scegliere di fare lo scienziato, ma accontentarsi di vivere come vivono tutti. Insomma, ha fatto una scelta anche lo scienziato di dedicarsi alla conoscenza. Ha un che di no. Bisognerebbe chiederla ai filosofi se si può fare effettivamente una scelta. Oggi le neuroscienze sembrano andare un po' in direzione contraria, quasi che siamo, non dico completamente determinati, ma che le scelte, insomma, spesso noi pensiamo di farle, ma ci illudiamo di farle, perché poi in realtà sono appunto qualche cosa che non possiamo. Ho scritto un testo, si intitola L'inganno della libertà, magari glielo spedisco. Tra l'altro Einstein, lui sosteneva quello, che il mondo è completamente deterministico, anche a livello individuale, non soltanto a livello oggettivo, diciamo degli oggetti tipo i pianeti che girano attorno al Sole e così via, ma anche proprio nel modo in cui noi ci rapportiamo con le nostre azioni. Quando un giornalista credeva di metterlo nell'angolo dicendogli, ma lei dice di essere così, no, deterministico, ma poi non ci crede veramente perché poi si preoccupa delle cose che succedono e così via. E lui gli disse, ma se sono determinato cos'altro potrei fare? Evidentemente no, quello è il modo in cui si è determinato. Però a parte gli scherzi, effettivamente ci sono oggi questi famosi esperimenti che sono stati fatti da uno psicologo che si chiama Libet, che adesso è morto, sono esperimenti che hanno un po' frastornato, diciamo così, la psicologia, soprattutto quella sperimentale, perché con gli elettrodi messi dentro il cervello si scopre che quando uno decide di fare un'azione, per esempio muovere un dito, in realtà mezzo secondo prima che lui prenda la decisione, le aree del cervello che sono preposte ai movimenti che uno deve fare, in realtà sono già attivate. Quindi sembra che l'idea che noi abbiamo di questo libero arbitrio, del fatto di poter scegliere l'azione che noi abbiamo, che noi facciamo, è un effetto di qualche cosa che avviene prima e che da una parte ci fa fare l'azione e dall'altra parte ci fa immaginare di volerla fare. No? Quindi... Nel mio studio, in questo libro, L'inganno della libertà, ho sostenuto che noi abbiamo la possibilità di scegliere una sola volta. È come dire, io vengo a Torino, no? E a Torino devo decidere se andare al cinema o mangiare la pizza, ma posso farlo solo perché a monte ho deciso di venire a Torino. Cioè, tutte le scelte successive sono condizionate da una precedente. Beh, è quasi completamente deterministico. Sì, quasi, c'è quel quasi. Che dire, Pier Giorgio, io la ringrazio ancora di questa sua disponibilità. Per me è stato un piacere anche chiacchierare con lei. Piacere mio, anzi poi speriamo una volta di poterlo fare veramente il convegno, non soltanto in spirito, anche se come dicevo agli inizi, per un convegno sulla religione, sulla spiritualità e sulla fede, essere presenti in spirito è il meglio che si possa fare. No? Avrei tanto voluto realizzare questo convegno, ma le circostanze sono terribili. Ma... Il prossimo anno. Bene. Le manderò allora il link con tutto l'evento e tutto il convegno. Perfetto. Allora, grazie ancora e buona serata. Buon lavoro. Salve. Perfetto.